coinvolti anche noi un po' il tema della sana alimentazione, naturalmente in modo molto ridotto rispetto all'area territoriale in cui noi operiamo, rispetto a temi ovviamente molto più facili, molto più semplici, ma che anch'essi rappresentano i problemi alimentari per le persone, in particolare per le persone anziane, nel senso che tutti diciamo che seguire una alimentazione corretta porta ovviamente meno sprechi, maggiore risparmio, più salute per tutti. Del resto è abbastanza noto, no, che le persone anziane frequentano di più le farmacie che i negozi alimentari, però io credo si possa trovare un equilibrio tra il fatto che si debba andare in farmacia e il fatto che si possa e debba andare anche in un negozio alimentare. Il punto è trovare appunto un equilibrio nella modalità di alimentazione. A questa iniziativa che, ripeto, credo sia l'unico sindacato italiano, oltre che associazioni di volontariato, che ha organizzato in Expo, in questa cascina, un convegno su questo tema. Questo credo sia molto importante per tutti noi, per tutti voi, per la UIL, per la nostra associazione, e su questa base credo che si possa e si debba continuare in questo impegno proprio per realizzare alla fine, anche se è un percorso lungo, probabilmente difficile, non so se è possibile, ma dobbiamo provarci, quello che il titolo dice: fame zero. Noi parliamo di alimentazione per tutte le età, e appunto per parlare dell'età anziana, noi anziani nella cultura del cibo lo sentiamo dentro. Quanti di noi per buttare un pezzo di pane ci pensa 3 volte? Oppure compra un pezzo di pane, ne avanza, me lo rimangio per forza per non buttarlo. Tra gli anziani qui c'è questa cultura, probabilmente nei giovani no, si butta più facilmente. Pertanto non è un problema solo di povertà o di ricchezza, ma è un problema anche di cultura, e credo che questo è un segnale che noi anziani dobbiamo mandare a qualunque sia la classe che uno vive. Penso che sia un fatto di orgoglio essere presenti oggi a questa iniziativa che la UILF ha messo in piedi insieme all'ADA e insieme al sindacato brasiliano. Non a caso sono 2 popoli, 2 nazioni che hanno in qualche modo sofferto la fame, alcune parti della loro popolazione l'hanno combattuta e l'hanno vinta. Oggi sempre si dice che in Italia fortunatamente non si muore più di fame in maniera numerosa come negli anni passati, e quindi è veramente meritorio aver fatto insieme questa grande iniziativa che potrebbe sembrare velleitaria. Io quando Romano me ne ha parlato insieme a Tevisio pensavo, dico, ma noi vogliamo combattere la fame nel mondo? E invece io penso che sia stata proprio una cosa molto utile farla, metterla insieme soprattutto all'Expo, anche perché noi abbiamo in comune una grande cosa tra pensionati e sindacato brasiliano: il concetto della solidarietà, cioè il fatto che noi siamo vicini alla gente, che noi come sindacalisti abbiamo nell'animo di metterci vicini ai più deboli e di aiutarli, e questo fa parte della nostra natura, quindi è molto importante. Quando mi è venuto in mente di parlare di sicurezza alimentare, devo mettere 3 settori. Uno relativo al cibo buono, al cibo sicuro, e oggi le nostre tavole non siamo sempre certi che il cibo non faccia male. Noi abbiamo animali inquinati dal piombo, dal mercurio, animali allevati con mangimi non di qualità e che comportano a lungo andare grandi malattie. Tanto la sinergia con le 164 associazioni della Caritas, che hanno fatto un loro progetto globale di fame zero nel 2024. Sarà molto importante seguire le indicazioni del Papa, che per esempio alla FAO dice: decentratevi, state più vicini nei paesi in cui c'è fame, non rimanete solo a Roma. Questo è altrettanto importante, perché c'è un problema di prossimità, bisogna stare vicini alle persone che hanno fame e vivere. E il sindacato ha una grande capacità di solidarietà. Che cosa dobbiamo noi
nel puntare una parte della nostra attività nel mondo, sulla legislazione. Noi dobbiamo fare in modo che il diritto al cibo venga considerato in tutti gli stati come un diritto naturale e quindi un diritto inalienabile. Questa è una cosa fondamentale. Un diritto inalienabile significa che non è un diritto che devi acquisire, ma ce l'hai già quando nasci, perché il cibo è diritto alla vita. Io credo che ci sia molto interessante prendere una proposta che riportava anche Carmelo, fatta una relazione che poi credo che prenderà Piero Romano, del movimento del cibo. Noi dobbiamo fare una cosa, di questa idea importante dobbiamo fare un manifesto, secondo me, del movimento del cibo. Noi dobbiamo fare una cosa, di questa idea importante dobbiamo fare un manifesto, secondo me, semplice, sintetico, chiaro per tutti, che partendo dalla UIL e attraversandola tramite la CES diventi e venga diffuso patrimonio di tutto il movimento sindacale. Un manifesto chiaro, semplice, che parli delle cose che vogliamo e che diffonda, che faccia cultura sulle cose che servono, secondo noi, per combattere la fame nel mondo. Il tema di questo Expo, che dobbiamo tutti riconoscere si sta rivelando un successo straordinario anche in termini di partecipazione e di pubblico. Esiste un primo impegno scritto, esiste un primo impegno importante e questo impegno è stata anche citata stamattina, la Carta di Milano. Per la prima volta un Expo è stato preparato da incontri, convegni, seminari prima della sua apertura e questi incontri, questi convegni, queste iniziative che hanno riguardato anche il sindacato, anche la società civile, anche il terzo settore, si sono condensati in un documento straordinario a mio vedere che è la Carta di Milano. La Carta di Milano contiene degli impegni a livello individuale, contiene degli impegni a livello collettivo, contiene degli impegni a livello istituzionale. Ovviamente sono impegni ai quali ognuno di noi deve rispondere nella misura del possibile. Un primo impegno, secondo me, lo diceva in qualche modo Gilberto De Santis adesso nel suo intervento, sia quello non secondo me formale ma sostanziale di far diventare ormai effettivamente il diritto al cibo, il diritto ad un'alimentazione sana, ad un'alimentazione sufficiente, un diritto costituzionale. Io sono tra i parlamentari che ha presentato una mozione in Parlamento affinché questo diritto venga inserito nella nostra Costituzione al pari di altri diritti. Veniva ricordato il diritto alla vita, per esempio, perché l'alimentazione sana, l'alimentazione sufficiente, l'alimentazione naturale deve essere un diritto di tutti i cittadini e non deve essere un qualcosa di più che qualcuno ci elargisce se noi siamo in condizioni precarie o che qualcuno non riesce a soddisfare. Per fare in modo che questo sia possibile noi abbiamo bisogno di interpellare, di coinvolgere tutti gli organismi internazionali. Io credo che se anche qui l'Italia sia oggi sede di una delle più importanti organizzazioni delle Nazioni Unite, che è la FAO, anche in questo caso non a caso diretta da un brasiliano, da una persona che ha quella cultura della lotta alla fame, dell'impegno per un'alimentazione sostenibile. Ecco, se l'Italia ha avuto nella storia, storicamente, la FAO quest'anno ha festeggiato 50 anni di vita a Roma, vuol dire qualcosa, vuol dire che anche questo Expo non può essere un fenomeno passeggero. Io credo che sarebbe bello che assieme alla FAO di Roma anche Milano potesse avere un centro di studi permanente sulle tematiche dell'alimentazione, e che questo spazio espositivo possa diventare uno strumento dove studenti, professori, scienziati, persone da tutto il mondo continuino a incontrarsi, lavoratori, sindacati, organismi della società civile,
per sconfiggere una delle piaghe che ancora non è stata sconfitta, anche perché, come oggi ci veniva ricordato, il problema della fame è molto legato al problema della guerra, perché guerra e fame sono poi le due facce della stessa medaglia, e questo potrebbe essere anche uno degli impegni che noi tutti insieme possiamo prendere alla conclusione di questo evento. Tra qualche settimana, il 5-6 ottobre, per la prima volta a Roma si terrà un forum parlamentare Italia-America Latina. Abbiamo deciso, d'accordo con il Presidente del Senato e la Presidente della Camera, che su alcune tematiche i parlamenti dell'Italia e dei paesi fratelli dell'America Latina, paesi che hanno vissuto e continuano a vivere di tanta cultura italiana anche in materia di alimentazione, debbano lavorare insieme, e abbiamo voluto inserire il tema dell'Expo tra le tematiche che discuteremo, quindi anche l'inserimento del diritto al cibo nelle costituzioni dei nostri parlamenti. Ecco, anche questo mi pare che sia un impegno che non solo io come parlamentare, ma che i parlamenti di questi paesi devono avere, se veramente questi parlamenti vogliono avere l'ambizione di rappresentare i loro popoli e non soltanto i partiti o le organizzazioni che mandano poi i parlamentari al Senato o alla Camera. Quest'anno, qualcuno lo ha anche ricordato stamattina, ci sarà anche un altro appuntamento altrettanto importante di Expo in materia di ambiente, che sarà la conferenza di Parigi che si svolgerà a dicembre. Ecco, anche quello deve essere un impegno, deve essere un momento storico. Si è parlato del fatto che per la prima volta Stati Uniti e Cina cominciano a cambiare le loro posizioni in materia di inquinamento, in materia di produzione di CO2. Noi dobbiamo arrivare a questo evento per fare qualcosa di più di quello che si è fatto e che già non era poco a Kyoto qualche decennio fa. Dobbiamo fare in modo che, attraverso anche il coinvolgimento dei sindacati, della società civile, di paesi grandi come l'Italia e il Brasile, queste conferenze non diventino solo delle passerelle istituzionali, ma dei momenti di decisioni che poi obbligano le istituzioni, le imprese a seguire determinate direttive, perché non abbiamo più tempo da perdere se vogliamo veramente salvare il mondo anche da catastrofi ambientali che poi si traducono in catastrofi dal punto di vista dell'alimentazione. Io voglio anche aggiungere che sono molto contento di aver ascoltato oggi un politico serio come Floriano Pesaro. Voglio anche aggiungere che il Brasile a tutti i livelli, a livello federale come a livello statale, a livello comunale, con governi di vario e diverso orientamento politico, hanno sempre però fatto della lotta alla fame, dell'educazione alimentare, della sensibilità verso i più poveri, i bambini, gli anziani, le persone carenti, una politica paese, una politica che va al di là delle differenze tra correnti o tra partiti. Ecco, questo è un bel esempio che ci viene dal Brasile, un esempio che credo anche l'Italia, anche l'Europa dovrebbe fare nostro. La parola Antonio Victor, Presidente Sindacato Alimentazione di Forza Sindacata. Io volevo solamente ricordare che tutti questi argomenti che stiamo oggi affrontando danno valore a un concetto. Nella società mondiale, ma anche in Italia, si tende a emarginare gli anziani, come se gli anziani, anzi in alcune parti, sono i mali economici del paese. Noi invece abbiamo voluto dire con questo convegno che gli anziani, anche se è un argomento così importante, che si proietta nei prossimi 1000 anni, hanno bisogno di dire la loro e la vogliono dire la loro, perché si sentono ancora cittadini di serie A in Italia e nel mondo, e per questo stiamo lavorando noi con i colleghi del Brasile per far sentire la voce degli anziani di un Expo che non si sa che cosa avverrà domani, ma noi un piccolo sassolino lo vogliamo lasciare nella storia dell'Expo 2015, poi vedremo come proseguire a farlo diventare un macigno. Na industrialização de produtos alimentícios.
e mais propriamente da produção do animal lá no campo a vir para dentro da indústria. E como o Brasil hoje é o maior exportador de carne mundial, então nada mais justo do que eu falar alguma coisa sobre a produção da carne lá no campo, para que chegue na mesa dos senhores, para que chegue na mesa da população com a melhor qualidade possível. E aí, quando se fala de qualidade na alimentação, nós não podemos falar de correria na produção desse alimento. E para isso nós somos muito gratos à migração italiana, que quando migrou para o Brasil, ela migrou para produzir alimentos. E produzir alimentos na qualidade que era produzido aqui na Europa, aqui na Itália. Então isso, nós herdamos essa cultura da boa prática na produção de alimentos. Então, se sai lá do campo, sai com muita qualidade. Se estraga uma qualidade é porque foi dentro da indústria. Talvez buscando essa precocidade do animal, é que muitas das vezes nós não estamos consumindo um alimento de tão boa qualidade quanto nós gostaríamos de estar praticando. Nós saímos do ano de 1960, por exemplo, onde um frango, para ser produzido, ele demorava de 60 a 70 dias para ele atingir 1,3 kg, 1,4 kg no seu destino final. Hoje nós estamos produzindo um frango em 32 dias com 2,6 kg, o que é um negócio disparadamente, economicamente muito viável para quem está produzindo isso, porque você imagina, dobrou-se o peso e diminuiu pela metade o tempo que esse frango, ou seja, isso está repleto de hormônios, está repleto de tudo quanto é agente para fazer crescer. Então, da mesma situação, o boi até 1960, 60 e pouco, para você produzir um boi para pesar entre 18 e 20 arrobas, que uma arroba são 15 quilos, então para você produzir um boi você demorava 4 anos e meio para você produzir um boi. Hoje você consegue levar um boi para o abate com as mesmas 20 arrobas em 1 ano e 9 meses. Isso, lógico, buscou-se melhoria genética? Buscou melhoria genética, mas que também se bota hormônio, a Deus dará aí de toda forma, buscando essa precocidade na produção. E isso muitas das vezes não se consegue uma produção de um alimento tão saudável quanto a gente gostaria que fosse, porque você tem que... Você imagina um frango, por exemplo, que em 32 dias ele era tão somente um ovo, e em 32 dias ele já está na sua mesa pesando 2,3 kg, 2,4 kg. Então isso não é mágica, isso não é mágica, né? Então nem milagre, só tinha um que fazia milagre, né? Então isso não é mágica, isso é hormônio, é injetado, o frango não poder dormir, tem que ficar na luminosidade 24 horas para ele não confundir, não saber o que é dia, o que é noite, né? E isso passa pelos suínos, o porco. Um porco hoje para atingir 70 quilos, entre 70 e 90 quilos, que é o peso ideal para exportação, ele só pode dar um passo para frente e um passo para trás, o restante ele está dentro de uma gaiola. Então isso tudo, às vezes, compromete um pouco a qualidade, entendo eu dessa forma. Mas até o ano de 2000, 2000 e pouco, no Brasil principalmente, nós tínhamos 36 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria. Ou seja, que não tinha sequer a condição de fazer uma única refeição. E a partir de 2000 passou-se então a integrar o Fome Zero, e aí o frango tem a sua participação muitíssimo importante no Fome Zero, porque ele, se montar 10 cestas básicas, em 11 tem a participação do frango lá. Então, com isso, com a introdução do programa Fome Zero, com a introdução da agricultura familiar, com a melhoria da situação, porque já dizia o nosso ex-presidente que no Brasil tinha 36 milhões
de brasileiros passando fome, que não dormiam porque estavam com fome. E tinha 100 milhões de brasileiros que não dormiam porque estavam com medo dos que estavam com fome. Então, com esse programa da boa alimentação, do Fome Zero, e que foi o que possibilitou que 36 milhões saíssem da linha abaixo da miséria. L'ISPI, che è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, legato all'Università Bocconi, ci dice che nel 2050 il numero della popolazione di questo pianeta sarà di 10 miliardi, perché ci sarà. Adesso superiamo di poco i 7 miliardi, nel 2000 eravamo in 6 miliardi e soltanto 4 nel 1980. E questi dati ci consegnano un ragionamento dove naturalmente l'Expo è stato uno scenario evidentemente principale, no, di analisi, no, di cosa possiamo e dobbiamo fare per nutrire il pianeta, salvandoci da un declino che altrimenti rischia di essere inesorabile. E se la popolazione con queste dinamiche continua a crescere, naturalmente diminuisce la quantità di terra arabile e quindi coltivabile. Secondo l'ISPI, l'Istituto di Politica Internazionale di Milano, mentre prima avevamo a disposizione 4.000 metri quadrati nel 1960 ciascun cittadino del mondo, oggi ci dobbiamo accontentare di 2.000 metri quadrati. E guardate, i calcoli sono spietati, lo diceva prima il nostro compagno del sindacato brasiliano parlando anche di cibo e di allevamenti. Per produrre 1 chilo di vitello sono necessari 30 metri quadrati di terra, che diventano 20 per produrre 1 chilo di maiale, 18 per 1 chilo di pollo, circa 12 per 1 chilo di uova, mentre naturalmente frutta, patate, vegetali hanno bisogno, naturalmente stando alle statistiche, di spazi assai meno rilevanti. Quindi ecco perché è importante non solo, come veniva più volte richiamato anche dagli interventi, non ragionare solo sulla quantità di cibo disponibile per ciascun cittadino del mondo, ma anche del tipo di cibo. E guardate, un ricercatore anche qui che collabora con l'organizzazione Save the Children ci ricorda che in molte regioni dove l'organizzazione umanitaria è naturalmente presente, il problema appunto non è la quantità di cibo ma la qualità, e se i bambini mangiano in maniera disordinata prodotti per esempio con poche vitamine, gli effetti possono essere devastanti soprattutto a lungo termine. Oggi un passaggio importante della relazione di Giovanni Telisio in effetti si è centrato sul tema dell'obesità, che è l'obesità non solo della popolazione ma anche e soprattutto delle nuove generazioni. Ci sarebbe da ricordare che il mondo è in guerra anche per l'oro blu, e cioè per l'acqua, e qui non c'è nazione o comunque situazione geografica che ne esente, dal Medio Oriente agli Stati Uniti, dal Sud America all'Europa dell'Est. Si moltiplicano i rischi di scontro intorno alle falde, ai fiumi e ai laghi condivisi. E poi uno che qui, ragionando in termini di prospettiva, ci ricorda che nei prossimi 30 anni i maggiori fiumi del nostro pianeta avranno una diminuzione della portata d'acqua che si aggira tra il 25 e il 30% a causa dei cambiamenti climatici. Naturalmente questa diminuzione però sarà accompagnata da una domanda di acqua più alta per l'energia, per l'agricoltura, per gli usi domestici, e quindi le tensioni che oggi già sono presenti sul pianeta potranno spostarsi, come si dice, dalla superficie al sottosuolo, e il problema dell'acqua, il problema dell'oro blu diventerà probabilmente un amplificatore di conflitti in moltissime zone del pianeta. Ma voglio dedicare brevemente il mio intervento a un tema che anche qui è entrato nella relazione di stamattina, che è lo scandalo del cibo sprecato, perché credo che dentro questo tema ci sia, come dire, la risposta principale alle necessità che noi oggi abbiamo. Allora, il valore economico del cibo sprecato nel mondo è stimato in 1.000 miliardi di euro. Lo spreco alimentare domestico nel nostro paese, poi dirò anche del Brasile per i dati magari non sono aggiornatissimi,
ma parlo intanto dell'Italia, lo spreco alimentare nel 2014 è stato di 8 miliardi di euro all'interno di quei 1000, di quel contenitore mondiale che dicevo. E basterebbe un quarto del valore economico del cibo sprecato per sfamare i 790 milioni di persone che soffrono la fame nel mondo. Questa è l'essenza. Si sprecano cereali, frutta, verdura, pesce, carne, si sprecano soprattutto 250.000 miliardi di litri d'acqua. Quando la vicina Francia si è detto no, non solo, ripeto, istituendo pene carcerarie e pecuniarie, ma anche qui l'altro aspetto che è stato richiamato, aspetto estremamente significativo, realizzando programmi di educazione scolastica nelle scuole primarie, perché è da lì che poi nasce educazione alimentare, è da lì che nasce una nuova cultura e un nuovo valore che si deve dare al cibo. Quindi insegnare ai bambini fin dalla tenera età che il cibo va rispettato così come il lavoro di chi l'ha prodotto, che sprecarlo reca un danno economico gravissimo, ambientale alla collettività e senza il quale evidentemente rischiamo un futuro molto, molto pesante. Dobbiamo imparare a essere cittadini migliori, non c'è norma che tenga, per questo l'educazione alimentare deve entrare a pieno titolo nei programmi scolastici e credo che da questo punto di vista qualche segnale ci sia, ma dobbiamo assolutamente potenziare. A Força Sindical no Brasil assume a cadeira de Conselho Nacional de Saúde, no Conselho, e nós representamos elas nessa instância. Eu gostaria de trazer para os senhores uma colaboração do papel que a gente exerce dentro do Conselho e qual é o objetivo nosso relacionado à saúde e segurança alimentar no Brasil. É de conhecimento de todos que o Brasil, em 2004, saiu do mapa da fome, reconhecido pela FAO por seus programas aplicados relacionados a essas questões. O Brasil entra com um projeto de fome zero para acabar definitivamente com a miséria e a carência alimentar dentro do seu país. Em vários estudos feitos, chegamos à conclusão de que o povo brasileiro passava fome não por falta de alimento, mas por falta de acesso a esses alimentos. Foi essa falta de acesso o que fez que a gente tomasse algumas prevenções, como controle social, como sociedade civil e como sindicato. Sabe-se que hoje, para você ter um pão na mesa do trabalhador, ele tem que ter um emprego sadio, um emprego que retorne a ele uma renda para que ele coloque na mesa de sua família comida. E essa foi a base da nossa sustentação da Fome Zero. Como sindicatos, trabalhamos para que melhorássemos o salário mínimo brasileiro, para que cada trabalhador tivesse a satisfação de levar cada dia a comida para dentro de casa. Esse é o ponto principal do retorno da Fome Zero no Brasil. Entre outros, que a gente também praticou, que foi a Bolsa Família, uma pequena renda distribuída principalmente às mulheres e famílias de baixas rendas, fazendo com que esse alimento chegasse diretamente a essas famílias. Essa educação que se fez no Brasil, essa capacitação às famílias carentes, realmente fez com que o nosso Brasil chegasse onde estamos hoje. Ainda temos muitos que fazer, mas chegamos num patamar elevado de eliminação da fome. Porque passar fome num país que hoje é o terceiro na produção agrícola, perdendo apenas para os Estados Unidos e a União Europeia. Nosso Brasil é um dos maiores produtores. Como é que a gente pode considerar isso e aceitar que nós temos pessoas que passam fome lá dentro? É vergonhoso para um país produtivo igual o nosso aceitar essa situação. Tanto quanto nós, sociedades civis e representantes sindicais, não baixamos em um momento a nossa guarda para defender a ideia
de que o Brasil realmente teria que ter comida no mínimo 3 vezes por dia para cada um elemento brasileiro. Esse era o nosso objetivo principal.